Siamo in compagnia di Roberto Bortolato, presidente CIV, scrittore ma soprattutto protagonista di questo libro, Tre paia di scarpe, un lungo viaggio da Venezia a Santiago di Compostela. Cosa l'ha spinta innanzitutto a percorrere così tanta strada a piedi? La motivazione principale è quella di essere vicino a Giancarlo, perché è Giancarlo che ci aiuta me, ma aiuta anche gli altri a fare queste cose, diciamo un po' pazze, però sono quelle cose che ti danno lo spirito per poi continuare e dare sempre di più anche nella vita. 2500 km a piedi in poco più di 50 giorni. Durante questo lungo percorso quanto è stato importante avere il sostegno di amici, sportivi, ma non solo? È importantissimo perché altrimenti non ce la puoi fare, sono le motivazioni e queste motivazioni le senti vive ogni passo che fai, ogni momento della tua vita che sei solo, ma queste sono le motivazioni che ti servono per continuare. Un aneddoto, un ricordo il più bello di questa impresa? Tanti dicono ma ho sentito il profumo del vento, e quando si sente il profumo del vento vuol dire che sei a contatto con la natura e quindi anche spiritualmente sei in pace con te stesso. Un appello alla raccolta fondi che grazie a questo libro si porta avanti per questa associazione La Colonna. È indispensabile per la vita di Giancarlo e quindi noi stiamo facendo il meglio. Questo libro è stato regalato, è stato pagato in toto dagli sponsor, ora è stato regalato in toto a Giancarlo e i proventi saranno suoi, che poi Giancarlo li darà a qualcuno che lui dice che sta peggio di lui, ma comunque servono per aiutare qualcuno.